Eccoci arrivati al secondo appuntamento con le nostre video interviste e questa volta è con noi il grande Lorenzo Cresta. Ciao Lorenzo. Ciao Michele, ciao a tutti. Ecco, Lorenzo è diciamo una figura che è entrata nella nostra organizzazione non da molto tempo, sono 3 anni, 3 anni ad oggi, di cui l'ultimo anno l'abbiamo fatto in panchina per via del coronavirus. E Lorenzo è un direttore tecnico Milan, è un tesserato AC Milan che è venuto al camp e che quindi svolge l'attività di direttore tecnico sul campo di calcio. Però Lorenzo ha un passato interessante, prima di andare a parlare del Milan Camp, perché è stato giocatore nelle giovanili dell'Inter, poi addirittura è finito in Premier, poi ha giocato a calcio da professionista sino al Belluno e poi è ritornato, dopo è rinsavito ed è approdato al Milan, dove adesso sta facendo il suo percorso. Insomma, raccontaci un po', Lorenzo, la tua vicenda. Come sei, diciamo, come sei arrivato alla Sport Eventi, però in primis come sei arrivato al Milan, insomma, la tua vicenda professionale. Beh, la mia vicenda professionale, come hai detto tu, nasce da piccolo, perché ho avuto comunque la fortuna fin da 10 anni di frequentare ambienti professionistici, ho tutto il settore giovanile all'Inter, poi ho avuto la fortuna di fare il calciatore professionista in Italia, all'epoca c'era ancora la C1, la C2, all'estero ho avuto qualche esperienza in Inghilterra, in Scozia, poi sono stato anche in Africa nell'ultimo periodo in Costa d'Avorio e questa è stata la mia carriera da giocatore. Poi negli ultimi anni sono dedicato di più a quello che poi è stato il mio percorso di studi. Sono laureato in scienze giuridiche, economiche e manageriali dello sport e nel momento in cui ho militato nel Belluno, una squadra dilettantistica, ho iniziato anche la carriera dietro la scrivania. I primi anni facendo il responsabile del settore giovanile e poi nel tempo mi sono consolidato, ho fatto il direttore generale in Serie D, il direttore sportivo in Serie D e poi dopo queste esperienze sono entrato in contatto col Milan e il primo anno collaboravo sullo sviluppo di progetti all'estero e poi nel tempo abbiamo consolidato sempre di più il rapporto fino a quando sono entrato a seguire progetti tecnici, in primis come supervisore nella Milan Academy e poi come tecnico nel settore giovanile. Ormai questo è il mio quinto anno al Milan, e ho allenato l'Under 11, ho fatto l'Under 13. Negli ultimi 2 anni, come hai detto tu, sono all'Under 15 insieme a Roberto Bertuzzo, che tra l'altro eh, era allenatore del Milan quando io giocavo all'Inter, quindi potremmo dire che ci conosciamo Da una da vita. 20 da 25 anni, La non di vita, più. Insomma, è un percorso interessante, insomma, dai, t'abbiamo ripulito il pedigree, dai. No, dai, a parte gli Sì, sono scherzi. sempre stato un po' un giramondo, mi è sempre piaciuto fare tante esperienze perché credo molto nel provare a fare le cose, nel mettersi in gioco, nello sperimentare e anche se ho da poco compiuto 40 anni, le esperienze che ho fatto non ricalcano la mia carta di identità. Infatti tanti mi dicono che sono anche giovanissimo rispetto a quello che io dico sempre che è la mia passione, è sempre stato il mio lavoro, non mi è mai pesato, mi piace mettermi in gioco, mi piace fare cose nuove e anche nel nostro rapporto, comunque nei camp che facciamo d'estate, non ce n'è mai uno uguale. E di conseguenza ogni anno bisogna migliorarsi, bisogna modificarsi, perché poi cambia l'aspetto ambientale, cambiano le persone, noi abbiamo a che fare con ragazzi, bambini, abbiamo a che fare con esseri umani, quindi ognuno è diverso e bisogna essere in grado di relazionarsi con di loro. Poi Allora, il camp è anche una vacanza per loro, quindi sorriso non devono raccontaci un po' mancare. il tuo approdo in Sport Eventi. Noi ti abbiamo chiamato 3 anni fa, avevamo un'esigenza di poter avere un direttore tecnico Milan che affiancasse, diciamo, che affiancasse comunque i nostri supervisori da Pierino Prati, De Vecchi, Eranio e così via.
E quindi mi ricordo che t'avevo conosciuto io anni prima per via dei corsi della Milan Academy, che noi come Sport Eventi, supportando il Milan, avevamo coorganizzato in Ghirada, che è il centro sportivo della Benetton, e tu a quel tempo eri al Belluno Calcio, che era la scuola calcio Milan, e quindi ti occupavi di tutta la parte organizzativa, di portarci giù gli allenatori. E io rimasi molto stupito intanto dal carattere asburgico che avevi, ma soprattutto dall'assoluta precisione con cui veniva inviata la documentazione, cosa abbastanza inusuale di solito nell'ambito di un reparto amministrativo di una società di calcio. Di solito è sempre una gran confusione. Invece tutto arrivava in modo perfetto, puntuale. Il gruppo, mi ricordo, quando arrivava giù in Ghirada dei tuoi allenatori, era sempre un gruppo silenzioso, ordinato, numeroso, arrivava sempre mezz'ora prima. E, è una cosa che comunque mi aveva stupito parecchio. Infatti poi noi avevamo questa esigenza come Sport Eventi di poter avere un direttore tecnico affidabile, un direttore tecnico, diciamo, che noi già in un qualche modo conoscevamo, e ci venne questa idea di poter dialogare con te. Quindi mi ricordo che ne parlai con la nostra dirigente, che è Enrica Savegnago, poi venni a Milano, ne parlai con te e quindi tu approdasti al nostro camp. Raccontaci un po' come sono state le prime sensazioni e adesso e poi se negli anni, perché hai fatto già 2 anni operativi, terzo anno sei rimasti fermi, come la vedi, insomma, cosa ti è sembrato il tutto? Io d'estate ho sempre dato la disponibilità a fare i camp a Erika, che era la nostra responsabile. Li ho fatti prevalentemente all'estero, perché, come ti dicevo prima, utilizzavo il periodo di blocco di quella che poteva essere l'attività nostra sportiva per andare a imparare. Quindi in giro per il mondo, a cercare di mettermi in contatto con realtà diverse, ragazzi diversi che provenivano da culture diverse, anche perché il calcio sta andando in una direzione cosmopolita, quindi sono sempre di più i giocatori comunitari, extracomunitari che arrivano in Italia, ne arrivano tanti anche nel settore giovanile, soprattutto vediamo le primavere, iniziano ad essercene tanti, quindi un allenatore, ma soprattutto anche che noi siamo dei piccoli manager poi, perché abbiamo a che fare con tanti ragazzi, dobbiamo entrare nelle loro teste e tutti sono diversi. E quindi io utilizzavo il periodo estivo per andare all'estero e mettermi un po' in gioco. Ho fatto la Bulgaria, sono stato in Svizzera, in altri posti. Poi ci siamo conosciuti e è stato forse il primo camp che ho fatto in Italia, ma alla fine era come lavorare all'estero, perché la maggior parte dei campisti di sport eventi proveniva da tutto il mondo, quindi è stata una realtà fin da subito stimolante. Poi mi sono trovato subito bene con tutto quello che era l'ambiente, i posti sono fantastici perché oggi caro, Cortina, Asiago è un piacere anche soltanto visivo, oltre a quello che è l'aspetto sportivo. E l'atmosfera che fin da subito si è respirata sul campo e fuori dal campo mi ha portato poi nel tempo a consolidare il rapporto con voi. Eh, quindi a intensificare quelli che possono essere i nostri rapporti, il numero delle settimane e nello stesso tempo ad aumentare quella che poteva essere la proposta formativa legata a quello che era il nostro settore di campo, quindi la parte negoziale. Questo è un po' il modo in cui ci siamo conosciuti. Poi nel tempo, come ti ripeto, ciò che ha consolidato è la passione che c'è all'interno del camp, che poi credo che sia l'atmosfera che si viva, sia quello che poi porta il genitore a scegliere di iscrivere i ragazzi al Milan Camp e a sposare in toto quello che è la cura del bambino dal punto di vista tecnico e fuori dal campo, servizi che mettete a disposizione. E così giusto la tua impressione, qual è stata la cosa più complicata nell'introdurti comunque in un'organizzazione? Noi lavoriamo da 20 anni e la cosa diciamo diciamo, più agevole cioè, la cosa che ancora trovi ancora più difficoltosa e diciamo è invece l'elemento su cui tu sei nella tua comfort zone, insomma, sei a tuo agio.
ti ripeto, è la capacità di adattamento. Questa è una delle caratteristiche che anche quando faccio formazione con i tecnici in Italia e all'estero è una delle prime cose che sottolineo, cioè la capacità dell'individuo di adattarsi al sistema. Quindi di essere aperto a modellarsi, ad auto-organizzarsi all'interno di sistemi che spesso possono essere chiusi e non aperti. E quindi partire col piede giusto, analizzare il contesto e soprattutto ricordarsi sempre che si ha a che fare con persone. Quindi il rapporto umano è fondamentale, se fin da subito si riesce a creare quel feeling, quell'empatia, poi tutto andrà in una maniera più tranquilla. E ti ripeto, questo è stato un po' il mio approccio con voi, che eravate una struttura che già lavoravate da anni con eccellenza e con risultati ottimi, e io non ho fatto altro che portare il mio bagaglio di esperienze. Quindi mi sono messo a completa disposizione vostra, portando le mie esperienze e implementando quello che poteva essere l'offerta che già stavate facendo. Anche perché, come tu ben sai, come sanno tutti i nostri ascoltatori, il pacchetto dei Milan Camp è un pacchetto internazionale, quindi da un punto di vista tecnico ci sono direttori tecnici come me, portano avanti una metodologia che è quella che sviluppiamo al Bismara, e poi ogni camp mette quello che è il rapporto umano diverso, residenziale, c'è chi fa più servizi extra, e quindi noi dobbiamo un po' adattarci a quello che troviamo. E al vostro camp non ho avuto grandissime difficoltà, perché siete stati sempre splendidi, sempre disponibili, una professionalità massima, sia da un punto di vista tecnico, perché basta soltanto leggere i nomi dei supervisori e la loro storia. Walter De Vecchi, con il quale ho la fortuna di collaborare quotidianamente in quanto coordinatore dell'attività agonistica, Stefano Eragno, abbiamo avuto Pietro Vierto, ultimamente c'è Bortoluzzi, sentiamo anche al passato, prima Filippo Galli. Io dalle foto che vedo di grandi campioni ne sono passati, Giorgio Weah, stiamo parlando di il nostro Pierino che non c'è più, poveretto. Pierino, sì. È sempre un piacere ricordarlo, ed è stato un punto di forza del camp, sia da un punto di vista tecnico ma soprattutto da un punto di vista umano, perché era una persona splendida, e soltanto chi ha avuto modo di conoscerlo in maniera profonda può capirne il valore. E ascoltami, adesso tu l'ultimo anno che hai una disponibilità molto più limitata, perché da quando sei all'attività agonistica, sei il vice allenatore degli Under 15 con Bertuzzo, da noi stai praticamente solo 3 settimane e sei sempre praticamente il braccio destro di Walter De Vecchi. Com'è questo, il nostro amico Walter? Che Walter, per chi sì, vabbè, è stato un centrocampista del Milan nell'anno della Stella, tutti lo ricordano per la doppietta segnata con il derby, però diciamo che diciamo, uno dei grandi mentori del nostro settore giovanile, uno dei grandi scopritori o allevatori di talenti. Insomma, la sua Under 15 ha partorito fenomeni come Donnarumma, Calabria, Locatelli, Cutrone, e quindi diciamo è un gran personaggio, un personaggio che ha un occhio incredibile per il talento. Tu come ti trovi Guarda, con un grand'uomo così? Non sono qua a dover tessere le lodi di Walter, perché il suo curriculum parla ampiamente, sia da un punto di vista umano che tecnico. Lui è stata della storia del Milan, è stata una grande bandiera. Il camp come va con Walter? Come va con Walter? Ripeto, la cosa bella che ho notato di tutti i grandi campioni con i quali ho avuto modo di relazionarmi, e Walter è uno di questi, è la semplicità e la naturalezza con cui ci si relaziona. E non ti fanno mai pesare quello che è il loro vissuto, c'è sempre massima disponibilità, massimo confronto, e questo è stimolante per chi poi sta dall'altra parte, perché poter ascoltare, confrontarsi, discutere con persone che hanno un'esperienza enorme, sia da un punto di vista tecnico da giocatore, sia da un punto di vista poi di allenatore, e negli ultimi anni poi da responsabile, che Walter è il secondo anno che fa il coordinatore, in passato
nei vostri camp il ruolo di direttore tecnico, precedentemente ha fatto l'allenatore sia a livello professionistico che nel settore giovanile, quindi la sua esperienza è massima e quindi è un piacere poterci parlare. E infatti nel periodo estivo tante volte ci troviamo la sera, quindi quando mettiamo i bambini a letto, quindi quando il camp un pochettino si sgonfia, proviamo a chiacchierare, parliamo della giornata, poi parliamo anche di quello che può essere i sistemi di gioco che abbiamo visto dei grandi allenatori, ci confrontiamo, quindi è sempre un piacere. Bene, dai. E quindi adesso cosa mi racconti con la pandemia, questo benedetto Cosa ti coronavirus? racconto? Come siete messi per le vostre attività del settore giovanile? Dacci un'indicazione su come affrontate questo momento molto, diciamo, molto Ma noi delicato, purtroppo. affrontiamo come tutti gli altri, perché siamo scrupolosi nel seguire le regole, l'Italia da questo punto di vista è esemplare, ci applichiamo i protocolli nazionali del Ministero della Sanità, così come quelli della Federazione. Per quello che riguarda l'attività, abbiamo la fortuna comunque di avere un centro sportivo grande, con tanti spogliatoi, che ci permette quindi di poter continuare con più allenamenti e qui noi aspettiamo che si risolva la situazione. Adesso mi pare che fino all'11, l'11 di gennaio i nostri campionati sono fermi, attendiamo le comunicazioni da parte della federazione sul da farsi, sperando sempre, quindi incrociando le dita, che la situazione migliore a livello generale, perché è una questione solo sportiva, è una questione Certo. soprattutto nazionale, la salute di tutti e quindi noi facciamo la nostra parte. Bene, e cos'altro dirti? Speriamo di poter in qualche modo poter lavorare con i nostri bambini per la prossima estate. È ancora un po' difficile da poterlo stabilire adesso, però insomma ci speriamo e se no staremo in panchina un altro anno aspettando i periodi migliori, insomma. La panchina non piace a nessuno, quindi No. speriamo di poter tornare in campo e Ma chiudiamo, fare quello che... chiudiamo, diamo sta cosa qua. Quando eri un giocatore, che giocatore eri? Eri uno di quelli tignosi? Racconta un po', un ultimo aneddoto, dai. Guarda, di solito non è mai facile chiedere a Sì, lo qualcuno di so. descriversi, no? È più facile che ci sia la descrizione fatta da compagni di squadra, allenatori. Io ero un difensore centrale, potrei dire che se fossi nato adesso sarei stato più avvantaggiato perché le mie modalità di gioco erano più legate all'aspetto tattico, avevo una capacità di lettura molto ampia, cosa che adesso viene richiesta tantissimo e quindi avrei fatto forse meno fatica adesso rispetto all'epoca dove erano richieste altre cose. Ho fatto la mia carriera, sono contento di quello che ho fatto, mi sono tolto tante soddisfazioni. Quello che dico sempre ai ragazzi è che l'aspetto motivazionale è fondamentale. In un percorso di crescita ognuno ha i propri difetti, i propri pregi. Nella crescita si cerca di migliorare entrambi, quindi di limare i difetti e di migliorare i pregi, ma poi quello che fa la differenza è l'aspetto caratteriale, quindi la motivazione che tu devi avere, il fatto di ambire sempre a dare il massimo. E questa era una delle caratteristiche che avevo da giocatore. Ho sempre dato il massimo, qualunque piazza, infatti mi sento spesso con le tifoserie delle piazze in cui ho giocato, e questo per me è un orgoglio, perché comunque rimanere nel cuore di persone e con le quali hai condiviso qualche anno è una cosa che è importante. Io ci tengo molto al rapporto umano, credo molto negli aspetti caratteriali derivanti dallo stabilire un rapporto empatico. Quindi sottolineo sempre che dare il 100%, dare il massimo, rispettare sono le cose fondamentali in campo e anche nella vita. Quindi questo è anche il tuo consiglio per i ragazzi, diciamo, di oggi. Dei Sì, nostri. sì, credere sempre, non mollare mai, dare il massimo, anche perché non è che lo devo dire io, basta sentire le interviste di tutti i grandi giocatori.
o anche semplicemente i nostri campioni che sono venuti fuori dal settore giovanile. Tutti ti dicono che l'aspetto comunque è motivazionale, il fatto di aver avuto nel percorso rapporti umani con allenatori, stare bene, sentirsi parte di un progetto è sempre stato un valore aggiunto. E poi è quello che cerchiamo di trasmettere anche noi nei nostri camp. Sì, è vero, se ce li fanno fare. Speriamo bene, speriamo, dai, speriamo nell'estate che porti speriamo, consiglio. dai. Purtroppo non dipende da noi, ma dobbiamo essere ottimisti, perché Certo. dire positivi in questo momento non è, quindi diciamo ottimisti che è meglio. Bene Lorenzo, grazie mille e ci risentiremo magari anche nel prossimo futuro. Grazie a che te fa sempre Michele, piacere. se va in onda nel periodo natalizio, io auguro buon Natale, felice 2021, speriamo che sia meglio del 2020, e poi io ti congedo con il nostro saluto classico. Com'è? Ci vediamo l'anno prossimo a Cortina, ci vediamo l'anno prossimo. Ci vediamo!